Cioè sei veramente una rottura di scatole. Niente, io te devo proprio averti come un palo al culo. Cazzo che sassata che mi ha mollato! Quella volta sei caduto dal ciuccio col caricotto in bocca te. Ciao fioi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video, motovlog. In questo motovlog di oggi, finalmente dopo settimane e settimane che il tempo ha fatto cagare anche alla morte, finalmente una bellissima giornata di sole. Ah, che bello, che bello. Mamma, sembra io di bere una birra, sto sole quasi fantastico fioi. Ne ho approfittato per tirare fuori la moto e ho deciso di portarvi un po' con me, perché in queste ultime settimane non ho fatto altro che fare Mixed Compilation e Mixed Compilation. Ah no, ho fatto anche un video che sicuramente l'avete visto, che è quello della pettorina che ho comprato. Vi lascio il link in alto a destra. Se non siete andati a vedere il video quando ho comprato la pettorina, vi consiglio di andarvela a vedere. Se non ci avete voglia ve lo spiego un po' adesso. Praticamente sono andato a prendere una pettorina da cross con le protezioni e tutto. L'ho comprata per quando saranno quei giorni di caldo infernale, quelli dove ci saranno 50 gradi all'ombra, perché qua dalle parti mie, quando si è a giugno, luglio, agosto, fa un caldo, c'è troppa umidità, si muore dal caldo, è impossibile andare via con giubbotti in pelle o anche con giubbotti in tessuto, si muore troppo. Allora ho preso questa pettorina e la collauderò appunto quest'estate. Ci farò ovviamente un video, vi dirò le mie impressioni e tutto quanto. Abbiate pazienza, quando arriverà il caldo, quello proprio tremendo, la userò. Dai, è stuccato tutto onto, fa cagare, non so, pare mesi che non lavi sto camion, sto furgone, sbagliato. Oggi sto andando fino da mia zia perché devo fammi passare, perché devo chiedergli un paio di questioni riguardo il mio lavoro, comunque vabbè, niente di particolare. E dopo, se mi avanza del tempo, andremo a fare un giro su per i colli, perché cazzo, in una giornata così non vuoi andare su per i colli? Porca miseria, non vedi l'ora di andare su a farti un giro a Teolo, a berti qualcosa di andare a bere qualcosa di fresco, ma magari di fresco proprio adesso no, però andare a bere qualcosa con gli amici bikers. Non vedi l'ora di andare su per bere una roba, e quando si propone una giornata così, che fai? Non ne approfitti? Ne approfitti e come? Però devo fare questa commissione prima, quindi vado a fare questa commissione e dopo, se riesco a finire presto, andiamo a farci un giro su per i colli. Comunque sì ragazzi, vi volevo dire che per chi mi segue su Instagram, e se tu che sei nuovo guardi questo video e non mi segui su Instagram, porca miseria, vatti a iscrivere subito su Instagram e vatti a vedere le mie super foto fighe fa dire, si dice. Volevo dire che per quelli che mi seguono su Instagram avranno notato un video dove ho perso una serata perché stavo progettando la telecamera sul mento del casco. L'ho detto anche in un video insieme a Jack the Rider, vi lascio il link qua a destra e andatevelo a vedere perché è figo, fate due risate. Stavo progettando la telecamera sul mento del casco, ho fatto un progetto che non è venuto fuori una figata e quindi non è che mi piaceva proprio tantissimo, però diciamo che sono riuscito a trovare un modo di posizionare questa telecamera sul mento del casco. Allora io vi dico che lo sto ancora finendo, l'ho progettato sul casco del Venom e a me piace come è venuto fuori. Lo dovrò collaudare, quindi rimanete iscritti sul mio canale, seguitemi su Instagram perché posterò un video di un giro in moto di qualche minuto con la telecamera posizionata sul davanti del fammi passare! Mi sembra che vibra un po' troppo sta cazzo di moto. Cos'hai R1? Capo il gas è come se ti grasso, fammi bloccare una macchina. Sì, sei già più cattiva così, forse è solo perché sei rimasta fermo un po' di settimane. Comunque sia, vi stavo dicendo che ho fatto questo progetto sul mento del casco. Farò, come ho detto prima, un video apposta per vedere come funziona questa idea, perché non so se il supporto rimarrà aderente. Sì, aderente, rimarrà aderente sul
casco perché è un supporto piccolino. Comunque sia, quando sarà tutto finito, dopo appunto il video che pubblicherò, che vi ho appena detto, ne farò comunque un altro per farvi vedere come ho fatto questo supporto, in modo magari da aiutare anche per chi mi segue e ha questa idea ma non vuole attaccare quella petola quadrata di adesivo della GoPro. Ci farò un video, vi spiegherò come ho fatto e vi farò vedere passo passo su questo casco qua che indosso adesso come farò, e se la cosa va in porto inizierete a vedere i motovlog da davanti, come magari seguite già alcuni youtuber come Noisy Boy, Jack the Rider. E quindi se questo progetto, come avevo detto nel video, dopo tanto tempo che ci sono stato dietro, mi sono scervellato, ormai non ho più il cervello a suor di pensare a come fare, se questa cosa va bene inizierete a vedere le riprese da davanti come alcuni di voi mi hanno chiesto di fare e che volete o che volevate. Vabbè, adesso l'italiano io l'ho lasciato alle superiori già da un pezzo, forse anche già dalle medie mi sa, e oltretutto sarò contento anche io perché inizierò a fare queste riprese qua che anche a me mi piacciono. Guardo molti video su queste riprese qua, oltre a youtuber di molta altra gente che guida la moto e fa queste riprese qua, quindi vi terrò aggiornati, seguitemi su Instagram che vi aggiornerò. Comunque sia, adesso vi lascio, devo andare a fare questa piccola commissione e ci vediamo dopo appena finisco. Molto bene, commissione appena terminata, dopo un'ora, quasi un'ora e mezza, mi sono liberato, ho portato a termine la mia missione e visto che sono le 3:30 mi vado a fare un giro su per i colli come avevo detto prima. Però questa volta, visto che sono vicino alla tangenziale, prendo la tangenziale e vado direttamente su, ci metto meno. Piano, 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 piano. Bravo. Dai, buttati, ma vattene. Dai, fammi passare. Fatemi passare, non ho voglia di fermarmi, Dai che le ore sono contatissime quando c'è il sole. Vai di là. Mettiti a destra. Vai a destra, fammi passare! Te la tua chia di minchia! Minchia! Vaffanculo! Ma guarda che se vai dritto mi incazzo, perché sei lento come la... Cioè sei veramente una rottura di scatole. Dai, gira! Ma vattene! Ma cosa freni? Che c'hai ancora 20 metri dall'altra macchina! Sei un parto di uomo! Quella volta sei caduto dal ciuccio col caricotto in bocca, te! Me ne sono già liberato di uno. Porca puttana, cioè non avevi nessuno davanti se non che il vecchio col BMW o il Mercedes, quello che era. Cazzo, passalo o no? Tu sei uno stress, quello davanti è uno stress, siete tutti uno stress quando siete in macchina. Compratevi una cacchio di moto, ma compratevi anche un cazzo di GS, ma proprio anche una ma l'autovello ce l'ho già passato? No, mi sa che lo devo ancora passare. Sì, lo devo ancora passare. Niente, io te devo proprio averti come un palo al culo. Quindi non mi fai passare perché voglio andare solo per una roba. Ho sete! Anche la mia moto ha sete. Ma non ancora però, non segno ancora accesa la spia. No vabbè, ma allora sei veramente un parto di donna, porca. E te? Oh! Adesso se sto cazzo di camion che ha appena asfaltato si muove, vado su a Teolo o no? Guarda chi c'è! Dove cacchio vai? Noi andiamo insieme, dai! 1299 al Panigale, questo è un mio amico. Per chi non lo sapesse e siete motociclisti del Veneto, vi lascio qui sotto nella descrizione del video il link della pagina di Instagram del Veneto Street Soul, che è un gruppo qua del Veneto di tutti i motociclisti che maggior parte è della zona del Veneto. In questo gruppo, sì, ma aspettami cazzo, stavo vloggando. In questo gruppo si svolgono, sì vabbè, ma cazzo aspettami, dicevo, se riesco a parlare, che in questo gruppo si svolgono molte attività come raduni, giri in moto, montagna, ritrovo a Teolo per fare
spacciole, eccetera eccetera, che è molto attivo questo gruppo qua, c'è sempre molta gente che si unisce, c'è anche gente al di fuori del Veneto, quindi anche se siete al di fuori del Veneto iscrivetevi alla pagina di Instagram per vedere le foto, vi lascio anche il link della pagina di Facebook, iscrivetevi anche alla pagina di Facebook e restate aggiornati per vari eventi che verranno fuori anche in questa stagione nuova. Adesso siamo comunque molto vicini a Teolo e adesso mi diverto. Dai vecchio, fammi vedere come vai, dai, cazzo, 1299, fammi vedere come vai. Molti più cavalli di me, ma te acchiappo, sì. Ah, umido, no, molto umido. Vai. Come mai sei così scorbutica R1, eh? Come mai? Non è bella sta cosa. Sei un po' rognosetta da guidare oggi, Oh la cazzo che sassata che mi ha mollato! Minchia, l'ho schivato all'ultimo, ho mollato il sassolino, cazzo sarà viaggiata ai 200 all'ora! Oggi è una giornata strana, non riesco a guidare bene la moto. Sarà per via... no, va bene. Ma sto sbagliando tutto, cazzo. L'asfalto fa schifo, ma anche la moto sembra tanto scorbutica. O veramente da tanto tempo che non la prendo in mano. Oh boh. Potevo essere idiota io? Ah no. Sì. Però ce n'è di gente. Ciao Mona. Come sei? Una merda. C'è sempre una merda quando te lo chiedo io. Sì, poi quando lo chiedi te è sempre una merda. Dov'è il tuo socio? No, siamo al bar. Ma chi c'è? Siamo me, Marco, Ale e non mi ricordo gli altri due. Ora andiamo bene. Bene, abbiamo bevuto. Adesso mi avvio verso casa. Mi sono accorto all'ultimo, mentre stavo andando via, che c'erano un paio dei miei iscritti su Ateolo. Che ormai mi ero già vestito per andare a casa, me ne sono accorto proprio all'ultimo quando ero andato per strada. Vabbè dai, per quelli che erano su Ateolo chiedo scusa se sono andato via all'ultimo, ma non mi ero accorto di voi e stavo andando via, quindi magari la prossima volta scrivo su Instagram che vado su Ateolo e magari ci becchiamo su, per tutti quelli che mi seguono, che vogliono incontrarmi. Vabbè, la discesa è finita, adesso mi avvio verso casa. Ragazzi, io vi saluto qua perché adesso da questo paese qua inizia la tangenziale e quindi io vi saluto qua perché sennò sarebbe una tour di mare, come al solito le tangenziali sono noiosissime, voi lo sapete. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un mi piace, commentate il video se avete robe da chiedermi, domande eccetera. Vi invito a iscrivervi alle pagine di Instagram e Facebook, seguitemi su Instagram per vedere le foto e gli aggiornamenti sui nuovi video, e se non l'avete ancora fatto, siete nuovi, il primo video che guardate, vi invito a iscrivervi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao fioi!